Malta hija laboratorju ta' paċi u għalhekk ejja nimxu fuq l-eżempju tal-poplu Malti u nilqgħu lill-immigranti u nagħtuhom il-ken li jixirqilhom. Kliem il-Papa Franġisku waqt il-messaġġ tiegħu fl-udjenza ġenerali li ssir kull nhar ta' Erbgħa fil-Vatikan, 3 ijiem wara żjara apostolika li kellu f'pajjiżna. È un laboratorio di pace. Tutta la nazione col suo atteggiamento, col proprio atteggiamento, è un laboratorio di pace. E può realizzarsi questa sua missione se dalle sue radici attinge la linfa della fraternità, della compassione, della solidarietà. Ma setax jonqos li l-Papa jsemmi żjara li jagħmel fil-laboratorju tal-paċi f'Ħalfar fejn tenna l-apprezzament tiegħu għall-ħidma li qed jagħmel Patri Dionisio Mintoff ma' dawn l-immigranti. Malta è un luogo chiave per quanto riguarda il fenomeno delle migrazioni. Nel centro di accoglienza Giovanni XXIII ho incontrato numerosi migranti che sono approdati sull'isola dopo viaggi terribili. Non bisogna stancarsi di ascoltare le loro testimonianze, perché solo così si esce dalla visione distorta che spesso circola nei mass media e si possono riconoscere i volti, le storie, le ferite, i sogni, le speranze di questi migranti. Huwa fakkar kif permezz tal-Miġġa ta' San Pawl f'Malta pajjiżna rċieva l-Evanġelju ta' Kristu bil-missjoni ta' missierna San Pawl tibqa' fil-qlub tal-Maltin u l-Awċin kollha. Mill-Vatikan il-Papa Franġisku ddeskriva lil Malta bħala nazzjon żgħar mimli rikkezza, ċiviltà u qalb kbira. Malta rappresenta in questo quadro il diritto e la forza dei piccoli, delle nazioni piccole ma ricche di storia e di civiltà, che dovrebbero portare avanti un'altra logica, quella del rispetto alla libertà, quella del rispetto e anche la logica della libertà, della convivialità, delle differenze, opposta alla colonizzazione dei più potenti. Lo stiamo vedendo adesso, e non solo da una parte, anche da altri. Papa Franġisku qal li Malta hija wkoll iċ-ċavetta għall-evanġelizzazzjoni hekk kif minn Malta u Għawdex ħarġu diversi saċerdoti kif ukoll numru kbir ta' lajċi li wasslu l-kelma ta' Alla madwar id-dinja kollha. Huwa ringrazzja mill-ġdid lill-President ta' Malta George Vella għal laqgħa mill-isbaħ li kellhom il-poplu Malti u temm id-diskors tiegħu b'ringrazzjament għal dawn il-jumejn mill-isbaħ li qatta f'pajjiżna.